Follia a Cinto Caomaggiore, papà separato getta la figlia di 5 anni dal terrazzino del primo piano, poi si butta anche lui, la bimba ricoverata a Treviso, l'uomo illeso, ha cercato di scappare, fermato per tentato omicidio. Il racconto del vicino che ha soccorso la piccola, ha chiamato i carabinieri, il padre sembrava un pazzo, urlava anche 2 notti fa, bisognava intervenire prima. Rinviata a martedì prossimo l'autopsia sul corpo di Mattia Coada, il bambino di 8 anni deceduto la scorsa settimana all'ospedale civile. Ci sarebbero altri 2 indagati. Una 62enne è morta poche ore dopo il ricovero all'ospedale di Dolo. Il marito ha presentato denuncia perché si verifichino eventuali responsabilità dei sanitari che l'hanno avuta in cura. Dopo 50 giorni trascorsi nel carcere di Montorio Veronese per l'omicidio di Giulia Cecchettin, è in programma per Filippo Turetta il trasferimento in un'altra cella. Residenti di via Bottenigo a Marghera nuovamente sul piede di guerra a causa del traffico pesante che danneggia strade e abitazioni. Il comune dicono intervenga. Primo giorno di saldi invernali un po' sottotono. Veneziani e mestrini comprano ma senza eccedere, pochi acquisti e soprattutto mirati per non sprecare. Buonasera, ben ritrovati, eccoci in diretta, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3, che comincia naturalmente dal gravissimo fatto di cronaca che si è verificato a Cinto Caomaggiore, con un papà separato che ha gettato la figlia di 5 anni dal terrazzino del primo piano, poi ha tentato di togliersi la vita, lanciare l'allarme ai vicini di casa. La bimba è ricoverata all'ospedale di Treviso. Lui era fuori completo, sembrava posseduto, io con la testa, petto nudo, diceva frasi stranissime, da suicidarsi, adesso chiudo gli occhi e moriamo tutti. È ancora sotto shock il vicino di casa del 43enne che la scorsa notte ha gettato la figlia di 5 anni dal terrazzino del primo piano del proprio appartamento, lanciandosi anche lui subito dopo, rimanendo illeso. Momenti terribili che hanno sconvolto via Tiepolo. Erano circa le 23 quando le urla hanno destato l'attenzione dei residenti della zona di Cinto Caomaggiore. Prima di buttarla fuori l'ha chiusa, dopo la bambina ha iniziato a battere, sentavamo dei pugni, io sono corso giù in giardino per andare praticamente sotto quella pila a vedere se potevo fare qualcosa, e nel mentre lui è uscito e l'ha gettata, insomma. Dopodiché si è buttato subito lui. Io non ho visto tutta la scena perché nel mentre scendevo lui l'ha presa e l'ha gettata, perché il mio confinante ha detto l'ha buttata, io sono corso giù e ho fatto il giro perché abito qua dietro. E c'era questo ragazzino che è riuscito a scavalcare, a prendere la bambina, poi me l'ha data a me e con altri gli hanno corso dietro. Fuori di sé e a torso nudo, è in questo lo stato che i testimoni dell'accaduto riferiscono aver trovato l'uomo che da qualche tempo vive da solo nell'appartamento del piccolo paese di poco più di 3.000 abitanti. Separato dalla compagna aveva in affido la piccola bambina per le vacanze di Natale, un gesto sconsiderato che i residenti della zona non si spiegano. Ho chiamato io per primi carabinieri e io abito su le case quelle dopo. Ma il giorno prima? Anche la notte prima, specialmente la notte prima, alle 4 del mattino mi sono affacciato che lui è dato di testa e lì per lì pensavamo fossero dei ladri, qualcuno, abbiamo lasciato stare. Ieri sera alle 11, come abbiamo risentito, sono sceso e ho chiamato subito i carabinieri. Lui ce l'aveva secondo me al telefono con la moglie che non era qua presente, ex moglie non lo so. E poi come abbiamo sentito la bambina piangere ho chiamato subito. Bambina che miracolosamente non è in pericolo di vita nonostante il trauma cranico riportato. Sul posto i sanitari del SUEM 118 che hanno provveduto immediatamente a stabilizzare la piccola per poi trasportarla in codice rosso all'ospedale Cafoncello di Treviso, dove è attualmente ricoverata nel reparto di pediatria assistita dalla madre. Il racconto di quei momenti ancora scolpito in chi l'ha soccorsa. Piangeva e basta, povera. Era tutta traumatizzata, balbettava, aveva tutti i capelli pieni di sangue. Ha risposto alle domande? Sì, dopo ha detto anche che aveva 5 anni, come si chiamava, bene o male dopo si è tranquillizzata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Portogruaro. L'uomo ancora fuori di sé è stato portato in ospedale dove è tuttora piantonato in stato di fermo come indiziato di delitto con l'ipotesi di reato di tentato omicidio.
E ora le reazioni dei residenti del quartiere. Dopo le prime urla di 2 notti fa si sarebbe potuto intervenire subito, lamentano alcuni. Accanto a loro anche il sindaco, da subito in prima linea. Non era, dice, una famiglia da considerarsi fragile. La sera prima si sono sentite delle urla, però non avevamo capito chi era ed è morta lì. Poi il giorno dopo è risuccesso. Io gli ho scritto per capire lui se aveva sentito qualcosa, perché il sospetto c'era, e lui mi ha detto che non ho sentito niente. Ecco, questo era una cosa talmente strana che fosse lui, perché lo conosciamo come persona tranquillissima. Quindi. Mi rode che, ripeto, io dalla via dopo ho sentito la notte prima e quelli della palazzina stessa nessuno ha chiamato prima, perché non è possibile, dai. Sono sgomenti i residenti di via Tiepolo per il dramma accaduto. Dopo le urla sentite la notte prima si chiedono come mai nessun vicino nella palazzina abbia avvertito i carabinieri già il giorno precedente. Un uomo tranquillo, raccontano tutti, tra loro anche il sindaco, in prima linea subito dopo aver ricevuto la notizia. Una famiglia questa che sicuramente non ha avuto a che fare con servizi, con i nostri servizi sociali, non era una famiglia fragile, era una famiglia tranquilla. Ho sentito la madre della bambina, la bambina sembra fuori pericolo, dalle informazioni che ho, è monitorata, è sotto controllo ed è questa la notizia più importante. Sollievo da parte del primo cittadino di Cinto Caomaggiore, piccolo comune sconvolto da un fatto che nessuno avrebbe sospettato potesse accadere. La madre è lì con la figlia, adesso stava chiaramente scossa, lei mi fa attenzione, sono qui con lei, non ho ancora, vi fa cognizione piena di tutto quello che sta accadendo e nelle prossime ore avrò più contezza, so che ha sentito un legale anche per avere insomma, una posizione gestita, ecco, ma adesso accadrà quello che accadrà, siamo qui. Il sindaco in stretto contatto fin dalle prime ore con la madre della piccola di 5 anni ricoverata in pediatria al Caffoncello per il trauma cranico riportato a causa della caduta dal terrazzino. Cosa secondo me anche importante è che anche la madre stessa mi ha sottolineato che non c'era sospetto di violenza, non si sta parlando di un padre violento che in qualche maniera abbia mai manifestato degli atteggiamenti o in qualche maniera fatto capire di essere pericoloso. Questo no, l'ha escluso lei stessa, quindi quello che è accaduto sembra un classico esempio di fulmine a ciel sereno che adesso gestiremo. Ora veniamo a un'altra vicenda. È stata rinviata martedì prossimo l'autopsia sul corpo del piccolo Mattia, il bimbo di 8 anni deceduto la scorsa settimana all'ospedale civile. Ci sarebbero altri 2 indagati. Non c'è pace per il piccolo Mattia nemmeno dopo la sua morte. Colpo di scena nelle indagini per la morte di Mattia Coada, il bambino di 8 anni del Lido di Venezia, deceduto la settimana scorsa all'ospedale civile dei Santi Giovanni e Paolo. Questa mattina è in programma l'autopsia all'ospedale Arangelo di Mestre, ma dopo l'esecuzione dell'attacco gli altri esami sono stati sospesi. Consultando la cartella clinica e la documentazione medica, infatti, i consulenti medici legali si sono accorti che, oltre ai 3 medici indagati, nel soccorso finito al centro delle indagini erano stati coinvolti altri 2 medici anestesisti, sempre dell'ospedale civile di Venezia, fino ad oggi rimasti estranei all'inchiesta. Perciò, di comune accordo tra tutti i convenuti, è stato deciso di rinviare l'autopsia a martedì, per dare modo anche agli altri 2 medici di nominare eventualmente i propri consulenti di parte, anche a loro tutela. Perciò i potenziali indagati in questa drammatica vicenda salgono da 3 a 5. L'incongruenza è stata già segnalata al pubblico ministero titolare dell'inchiesta, che entro la giornata di lunedì dovrebbe iscrivere nel registro degli indagati anche i 2 anestesisti, un atto dovuto per dare a tutti la possibilità di difendersi e scoprire la verità nelle cause del decesso. Tutto rinviato a martedì, dunque un ritardo che ovviamente fa slittare ancora più in avanti la data dei funerali, tenendo una famiglia nell'angoscia e nella disperazione. Una donna di 62 anni è morta poche ore dopo il ricovero all'ospedale di Dolo. Il marito ha presentato denuncia. Marta Callegaro viveva a Mira e non aveva mai sofferto di patologie particolari. È spirata a 62 anni all'alba del 30 dicembre all'ospedale di Dolo. Il marito ha presentato un esposto ai carabinieri perché si accertino le cause del decesso e si verifichino eventuali responsabilità dei sanitari che l'hanno avuta in cura. Secondo quanto riferito dallo studio 3A che ha preso il caso in carico, il 29 dicembre Marta ha iniziato a manifestare sintomi che facevano pensare ad influenza, con tosse e vomito. Nel pomeriggio il medico di famiglia, non rilevando problematiche particolari, a parte parametri pressori molto bassi, le ha consigliato di assumere acqua e liquirizia per tirarsi su.
Un quarto d'ora dopo la visita del medico, Marta ha perso conoscenza per un paio di minuti. Alle 17 è stata ricoverata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Dolo in codice arancio. Alle 22:30 un dottore ha detto al marito che Marta risultava disidratata e che dalle analisi del sangue sembrava esserci una gastroenterite in corso, per cui si stava predisponendo un piano terapeutico. Alle 4:50 del mattino il marito è stato avvisato al telefono che la moglie aveva avuto un arresto cardiaco, che era stata intubata, che la situazione era grave e che doveva recarsi d'urgenza in ospedale. Mezz'ora dopo, all'arrivo dell'uomo e di suo figlio, i sanitari hanno comunicato il decesso della donna. Inutili tentativi di rianimazione durati più di un'ora. Nella denuncia a querela ai carabinieri di Mira, sporta dal marito, si chiede all'autorità giudiziaria di disporre l'esame autoptico sulla salma per chiarire la causa di morte e appurare se le cure siano state adeguate. Il caso di Giulia Cecchettin, è in programma un trasferimento nei prossimi giorni di cella per Filippo Turetta. Dopo 50 giorni trascorsi nel carcere di Montorio Veronese con l'accusa di aver ucciso Giulia Cecchettin, è in programma un trasferimento per Filippo Turetta, il 22enne di Torreglia. Il giovane dovrebbe passare da una cella dell'infermeria, dove si trova dal momento in cui è stato trasferito in Italia dopo l'arresto in Germania, a un'altra della cosiddetta terza sezione. I tempi non sono certi perché sembra, da quel che trapela dal carcere, che ben pochi detenuti, forse solo 2, sarebbero disposti a condividere la cella con Turetta. Nei prossimi giorni è in programma la visita nel carcere veronese del sottosegretario padovano alla giustizia Andrea Ostellari, il quale affronterà i vari problemi all'ordine del giorno al di là del caso Turetta, ovvero il sovraffollamento, la riqualificazione della struttura e la piaga dei suicidi e dei tentati suicidi, un fenomeno che riguarda però tutte le carceri italiane e non solo Montorio. Secondo una stima dell'associazione Sbarre di Zucchero, infatti, i detenuti che si sono tolti la vita sarebbero stati ben 68 nel corso del 2023. Ci fermiamo per un rapido break, torniamo tra poco. Eccoci di nuovo in diretta da studio, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Parliamo del primo giorno di saldi invernali che è risultato un po' sottotono, stando a quello che abbiamo raccolto. Veneziani e mestrini comprano ma senza eccedere, pochi acquisti e soprattutto mirati, ci hanno detto, per evitare sprechi. Primo giorno di saldi, sconti nei negozi dal 50 al 70%. Che cosa hanno deciso di acquistare veneziani e mestrini? Andiamolo a scoprire. Per il momento calze. Un giubbotto. Ha intenzione di fare altri acquisti? Ha già addocchiato qualcos'altro? Ho addocchiato no, vediamo adesso se troviamo qualcos'altro. Un maglione. Abbiamo già tanto, per questo è inutile aumentare il numero se una voglia va bene a pagarla, ma troppo perché è conveniente non fa per me, insomma. La filosofia è prevenire il bisogno, quindi non comprare qualcosa che serve ma qualcosa che potrebbe servire. I cittadini sembrano dunque molto oculati nei loro acquisti. Poche cose, magari già addocchiate in precedenza e di cui si ha bisogno. Ma per avere un quadro più preciso sull'andamento di queste prime giornate bisognerà attendere la fine del weekend. Lo spazio delle vostre segnalazioni, i residenti di via Bottenigo a Marghera ancora sul piede di guerra a causa del traffico pesante che danneggia, dicono, strade e abitazioni. Ho la porta che addirittura si è piegata perché passano i tir proprio davanti a casa mia e c'è un avvallamento e quindi il tir fa padabom, padabom, padabom e io praticamente se sono vicino alla strada faccio un saltino da fermo. Anno nuovo, problemi vecchi. Dopo anni di proteste e segnalazioni, i residenti di via Bottenigo a Marghera sono sempre allo stesso punto. Il passaggio dei mezzi pesanti continua a provocare danni al manto stradale e alle loro abitazioni. Sotto di là dove c'è quella folla avvallamento ci sono le tubature che mi portano dentro il gas e io quest'estate avevo anche segnalato che sentivo odore di gas, ma non è venuto nessuno, quindi non interessava a nessuno. Per fortuna è andato bene, forse si sta disperdendo sotto e poi quando succederà un incendio o qualcosa direte ma come mai è successo? È successo perché lì
c'è un avvallamento e il gas penetra sotto la terra. Il sito della strada è assolutamente devastato. Il problema lì è anche che i mezzi pesanti si fermano, proprio sostano anche tutta la notte. Ci sono delle vere e proprie buche, dei solchi molto profondi. Questo genera inoltre, il peso dei camion rompe anche le tubature che ci sono sotto alla strada, e ci sono già stati 2 o 3 interventi del comune l'anno scorso, 2023, proprio per aggiustare le tubature sottoterra, e questo era accaduto anche l'anno prima. Ed è veramente un dispiacere vedere alcune zone come questa lasciate all'abbandono totale. A poco, dicono i residenti, sono serviti i dissuasori posizionati dall'amministrazione, per questo lanciano un nuovo appello. Questi mezzi da dove provengono non devono fare questo giro, ma devono essere deviati da altre parti. Ecco, quindi a questo punto sollecito il comune che venga a definire questa situazione una volta per tutte. Adesso veniamo ai riti, agli eventi legati all'Epifania. Domani sera confermato alle 18 a Malamocco il Panevin. Il livello di inquinamento sotto controllo rende possibile l'accensione dei falò. L'incognita però viene dal meteo. Vi aspetto tutti domani ore 18, Malamocco, Panevin dell'Associazione Radiantistica Malamocco, e buona Epifania a tutti. È confermato per domani sera alle 18 in località Canada, a Malamocco, borgo del Lido di Venezia, l'appuntamento con il Panevin 2024, organizzato dall'Associazione Radiantistica Malamocco. Per rispondere all'invito lanciato attraverso Antenna 3 dal presidente della Radiantistica Matteo Pistorello, sono attese diverse centinaia di persone. Il livello di inquinamento consentirà di mantenere viva questa tradizione. A preoccupare gli organizzatori c'è però il rischio della pioggia. Ci troveremo qui alle 18, ci sarà un stand dove grazie al contributo di alcuni negozianti verrà offerto vin brûlé, bagigi e soprattutto biscotti e aranciata per i più piccoli. Farà anche una visitina alla Befana per portare qualche dolcetto in mezzo ai bambini. Poi, come consuetudine, faremo anche delle premiazioni, dei piccoli riconoscimenti a delle persone che hanno sempre contribuito e sostenuto l'associazione. L'attesa è tutta per l'andamento delle faville. Daremo fuoco intorno alle 18:20 alla Pira e daremo poi lettura delle faville. Tutto in allegria e col piacere di stare insieme. Domani mattina alle 11 si terrà a Malamocco anche la corsa della Befana, mentre per la previsione di condizioni meteo avverse è stata cancellata la regata delle Befane in Canal Grande. Nelle isole della Laguna la Befana arriverà a Sant'Erasmo anche domani pomeriggio alle 16:15, portando le calze a tutti i bambini. Parliamo di cinema adesso, perché il film Io Capitano di Matteo Garrone, presentato proprio alla Mostra di Venezia e premiato come miglior regia, continua a gonfie vele la sua corsa verso gli Oscar 2024. Il film italiano Io Capitano del regista Matteo Garrone, presentato all'80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in concorso al Lido e poi entrato anche nel palmarès dei premiati per la migliore regia, prosegue a gonfie vele la sua corsa verso l'America e gli Oscar 2024. Il film è infatti entrato nella short list, ovvero l'elenco dei 15 migliori titoli, a cui poi si arriverà alla cinquina finale, per essere votati dall'Academy, di cui fa parte, tra l'altro, anche il direttore della Mostra di Venezia, Alberto Barbera. Già far parte di questo ristretto novero di titoli è una grande soddisfazione, così il regista aveva parlato lo scorso settembre nella nostra intervista al Lido. L'idea, del film nasce dal desiderio di raccontare questo viaggio che fanno questi due ragazzi attraverso l'Africa, questi due migranti, per cercare di raggiungere l'Europa dal loro punto di vista. Diciamo che siamo abituati qui in Occidente ormai da anni a vedere le immagini di questi barconi che arrivano, sempre con la macchina alla presa puntata dall'Europa verso il Mar Mediterraneo. Invece l'idea è stata quella di cambiare completamente la prospettiva, mettere la macchina presa dall'altra angolazione in una sorta di controcampo e raccontare quello che vuol dire fare il viaggio dalla loro angolazione. Il sogno di questo viaggio dunque continua. Nel caso specifico Capitano si parla anche di una migrazione che è legata a dei giovani che vengono da una povertà tutto sommato dignitosa, che avrebbero da mangiare ma che hanno questo sogno legittimo, umano, di voler viaggiare, di voler cercare un futuro migliore, di voler magari poter accedere a
a un mondo che gli sembra dorato dal loro punto di vista, perché non dimentichiamoci che la globalizzazione è arrivata forte anche lì. Era l'ultimo servizio per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Adesso le previsioni del tempo per le prossime ore e poi a seguire l'edizione di Treviso. Arrivederci. Il Piccolo Scavo è specializzato nella realizzazione di impianti fognari, sottoservizi per utenze e adeguamento fognario alla rete consortile. Bentrovati al meteo. La Befana porta alla pioggia. Un'intensa perturbazione di passaggio sull'Italia sarà a causa di un diffuso maltempo. Il dettaglio di sabato 6 gennaio. Sul Veneto avremo precipitazioni ovunque, saranno estese e frequenti con accumuli anche abbondanti. Quota neve sui 1100-1300 metri sulle Dolomiti, 1300-1500 metri sulle Prealpi. Temperature stazionarie o con lievi e locali aumenti, minime tra 5 e 8 gradi, massime tra 8 e 12 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà coperto con precipitazioni estese e in genere intense. Quota neve fino a circa 1100-1200 metri sulle Alpi e fino a fondovalle nel Tarvisiano. Temperature minime tra 7 e 9 gradi, massime sui 10-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà perturbato con rovesci ovunque, limite delle nevicate fra 800 e 1200 metri. Temperature minime tra 1 e 2 gradi, massime sui 7 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Il Piccolo Scavo è specializzato nella realizzazione di impianti fognari, sottoservizi per utenze e adeguamento fognario alla rete consortile.